Continuano i disagi sul territorio a causa delle politiche messe in atto da Poste Italiane. Sempre più spesso il servizio viene eradicato dal territorio, ricordando che è un servizio essenziale, potremmo dire, perché non si tratta solo di corrispondenza, ma ormai gli uffici postali fanno attività di documenti, di servizi finanziari, economici, ci sono correntisti e in questi giorni stiamo assistendo a un depotenziamento del servizio in Riviera del Brenta, nella zona del Dolese. Per questo il consigliere regionale Montanariello ha depositato un'interrogazione a risposta immediata rivolta al presidente della regione Alberto Stefani. La situazione degli uffici postali in Veneto, afferma il consigliere Dem, continua ad essere critica e non più rinviabile. Chiusure temporanee, riduzioni di orario, carenza di personale stanno penalizzando cittadini, imprese e amministrazioni locali, in particolare nei territori più fragili. Noi crediamo che il buon funzionamento di una regione sia compito del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Per questo cominciamo la legislatura con un'interrogazione tra i primi atti a chiedere al Presidente della Regione che si interloquisca con gli organi superiori affinché il servizio postale nei territori sia garantito e non ci sia l'accentramento dei servizi e l'eradicamento di servizi territoriali che depotenziano la qualità della vita delle nostre comunità e dei nostri cittadini.